Ma com'è passata Verona sotto la Serenissima? Oggi lo scopriamo assieme. Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, aveva conquistato Verona nel 1387. Nel 1402 muore, lasciando le sue conquiste vulnerabili. I suoi nemici passano al contrattacco. Il signore di Padova, Francesco Novello da Carrara, alleatosi con Guglielmo II della Scala, figlio illegittimo di Can Grande II, prende Verona nel 1404, con l'eccezione della cittadella occupata dalle forze milanesi del condottiero Jacopo dal Verme. Guglielmo II diventa signore di Verona sotto l'ala dei Carraresi. Muore poco dopo e il ruolo passa ai figli, che governano poco tempo perché vengono imprigionati a Monselice con l'accusa di congiura, e la città passa sotto controllo diretto dei Carraresi, che si rendono presto impopolari. I padovani cercano di prendere anche Vicenza, ma questa preferisce consegnarsi a Venezia insieme a Belluno, Feltre e Bassano. Venezia scende in guerra contro Padova. I veronesi, stanchi del dominio padovano, nel giugno 1405 eleggono Pietro Sacco capitano del popolo, che tratta con Venezia la consegna alla città, in cambio del mantenimento di privilegi. Il 23 aprile Verona si consegna a Venezia e il giorno dopo, come d'accordi, le truppe milanesi di Jacopo dal Verme abbandonano la cittadella. I carraresi verranno sconfitti pochi mesi dopo. A dispetto di quanto sia comunemente ritenuto, la dedizione di Verona a Venezia non portò grandi stravolgimenti da un punto di vista amministrativo. Il quindicennio visconteo, infatti, dal 1387 al 1404 fu il vero spartiacque rispetto al secolo scaligero e portò all'introduzione di magistrature che vennero mantenute anche sotto l'egida del Leone di San Marco. A partire dal 1405 Verona disponeva di due grandi magistrature, il Consiglio dei 12 deputati ad Utilia e il Consiglio dei 50, che insieme formavano il Pien Collegio Veronese. Il primo, anche detto minor consiglio, si alternava ogni anno in 6 mude da 12 consiglieri ciascuna, per un totale effettivo di 72 membri. Con i 50 del maggior consiglio, i membri totali effettivi salivano a 122, che di fatti si alternavano continuando ad eleggere se stessi. Ai rettori, ossia il capitano e il podestà eletti direttamente dalla Serenissima, spettava per lo più un compito di controllo dell'amministrazione, in un altalenante equilibrio di compromessi e patti non sempre rispettati.